Ben trovati a un'altra puntata di Screenshot, sia vicina al momento delle elezioni comunali che sono state rinviate per i noti casi della pandemia in autunno. Uno dei comuni più importanti della regione che andrà al voto è Pordenone, dove si sfideranno tre candidati: il sindaco uscente Alessandro Ciriani per il centrodestra, l'outsider Anna Ciriani sostenuta da Una Civica e poi Gianni Zanolin sostenuto dal centro-sinistra, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Bene Comune Articolo 1 e la lista civica La Civica, che è proprio il frutto dell'unione delle liste civiche che siedono oggi in Consiglio Comunale. Noi siamo proprio qui con il candidato sindaco Gianni Zanolin per parlare di questo importante appuntamento. Allora, intanto Zanolin, ci siamo, siete riusciti a mettere insieme anime diverse, quelle dei civici, del Partito Democratico e soprattutto del Movimento 5 Stelle, ed è una novità anche in ambito regionale. Insomma, adesso pronti per la campagna elettorale? Pronti, ovviamente la campagna elettorale vera e propria sarà dai primi di settembre in poi. Adesso io colgo che c'è una gran voglia della gente di pensare ad altro, insomma, siamo usciti da questo lockdown, c'è voglia di mare, c'è voglia di divertirsi, anche di rilassarsi, quindi in questo momento non bisogna neanche esagerare, secondo me. Però insomma è il momento comunque per cominciare a mettere i ferri in acqua e a trattare quelli che sono i grandi temi che accompagneranno la campagna elettorale e per i quali voi vi batterete. Allora, innanzitutto, che cos'è che non funziona a Pordenone? Se cominciassimo a vedere che cosa funziona, secondo me in città funzionano molto alcune cose. L'industria manifatturiera, no? Siamo una città che ancora vive molto di industria e va bene. E sta andando bene. C'è una prima domanda che ci fanno tutti coloro i quali lavorano e hanno responsabilità nel settore industriale. Tutti dicono, vabbè, ci sono problemi di inflazione di materie prime che mancano, semilavorati che tardano ad arrivare, d'accordo, ma la cosa principale che dicono tutti, manca manodopera qualificata. Non troviamo operai qualificati, tecnici qualificati. Abbiamo bisogno di un numero impressionante di tecnici di grande valore per mandare avanti le nostre aziende e non li troviamo. Dobbiamo chiedere in tutta Europa che arrivino a Pordenone. Questo è il primo problema da affrontare, perché se vogliamo garantirci benessere per il futuro dobbiamo dare alla nostra industria le condizioni per garantircelo questo futuro. Prima cosa dunque, lavoriamo sulle nostre scuole che formano i ragazzi e le ragazze che andranno a fare questo lavoro, tecnici qualificati nelle imprese. Questo vuol dire per esempio che dobbiamo fare scelte. La prima, più importante scelta a Pordenone è quella di trasferire l'IPS Zanussi, che in questo momento in via Molinari, lo dobbiamo portare in un'altra collocazione. Noi proponiamo che sia l'ex sede dei Comboniani a Pordenone, perché abbiamo bisogno di un campus per questi ragazzi e queste ragazze da formare. Una cosa di grande qualità, con laboratori modernissimi e grandi, con tutte le condizioni migliori per poter farli crescere, dare loro tutte le condizioni migliori per crescere, ovviamente non solo tecniche, io dico anche perché diventino donne e uomini perfettamente consapevoli della condizione in cui siamo e lavoriamo. Allora, primo punto. Dobbiamo fare cose nuove, lavorare molto sulle politiche attive del lavoro e sulla formazione dei ragazzi. Seconda cosa, grande tema per me, la questione della salute. Il Covid ha lasciato non solo uno strascico purtroppo di dolore, ma anche ci lascia delle lezioni importanti. Prima lezione, abbiamo bisogno di una struttura del servizio pubblico di salute che sia flessibile. Abbiamo visto nei giorni del Covid, non possiamo mischiare in caso di nuova pandemia, ad esempio, nuovamente tutte le attività normali dell'ospedale con le attività Covid. Abbiamo bisogno di piani precisi che separino le cose. Abbiamo bisogno, come dire, di una maggiore interdisciplinarità, multidisciplinarità, cioè bisogna fare in modo che la persona che entra in ospedale sia sempre più seguita come persona nel suo complesso, non solo per la patologia che presenta. Abbiamo la fortuna a Pordenone di avere a breve il nuovo ospedale che abbiamo tanto voluto. Sarà un ospedale di concezione nuova, moderna, multidisciplinare. Dobbiamo lavorare per preparare le condizioni migliori al momento della partenza. Vuol dire che per esempio alcuni buchi clamorosi che ci sono di primari, ma anche di personale, di infermieri, debbono essere rapidamente riempiti. Cioè io faccio un appello alla Regione perché questo avvenga subito.
Infatti i sindacati hanno molto contestato, lo fanno da mesi, la direzione dell'azienda sanitaria di Asfo nella figura del direttore Joseph Polimeni. C'è stata anche una lettera da parte dei dipendenti firmata da 1500 persone che richiedono la rimozione. Ecco, secondo lei che cosa può fare il comune in questo caso? Come può un sindaco incidere su queste questioni? Ma guardi, in realtà l'assemblea dei sindaci dell'area pordenonese valuta e viene chiamata a esprimere un parere sul bilancio dell'ASFO, quindi c'è un entrare nel merito da parte dei sindaci. L'importante è che non ci sia una posizione, come dire, supina rispetto alle posizioni dell'ASFO e della Regione. Bisogna elaborare un progetto di salute. Oggi noi siamo in questa condizione, Pordenone è in questa condizione, noi dobbiamo rivedere l'intero sistema di salute pubblico, quindi dobbiamo costruire un progetto su questo. Io dico, non si può pretendere che le persone si diano da fare, siano straordinariamente presenti e protagonisti nel momento in cui si affronta l'emergenza Covid e poi non diventino protagonisti nel momento in cui c'è da decidere che cosa fare per il sistema di salute pubblica. Coinvolgiamoli, facciamo in modo che le esperienze, la scienza, l'intelligenza, l'umanità di queste persone diventino importantissime per definire come trasformare l'ospedale, come trasformare i servizi territoriali, razionalizzarli, come metterli in rete, come dare un nuovo spazio ai medici di medicina generale e nuove opportunità di salute ai cittadini. Questo dobbiamo fare. Lei sicuramente ha una grande esperienza di amministrazione, perché è bene ricordarlo, 65 anni, però è stato per 10 anni assessore alle politiche sociali all'epoca del sindaco Sergio Bolzonello, poi aveva tentato anche la corsa così alla fascia di primo cittadino proprio alla fine del periodo di Bolzonello, vinse allora Pedrotti, lei ottenne comunque un buon risultato ed entrò in consiglio comunale, poi abbandonò per un periodo la scena politica. Adesso l'hanno riconvinta, l'hanno chiamata in tanti chiedendole di esporsi, di fare un po' il frontman di questa nuova sfida. Ecco, come l'hanno convinta? Beh, un po' lasciandomi, come dire, abbastanza libero, per dire la verità, di fare scelte, insomma. Questa è la prima cosa che ho chiesto. Poi mi hanno convinto anche per un ragionamento di questo tipo. Cioè, io ho visto come è stata amministrata la città negli ultimi 5 anni. Soprattutto l'atteggiamento di chi amministrava, e siccome conosco la mia città, conosco bene Pordenone, so che, come dire, questa cosa non ha lasciato tutti soddisfatti, perché questa è una città di mediazioni, questa è una città che ha tanta voglia di essere ascoltata. La gente magari se ne sta zitta per 4 anni, ma poi alla fine comunque tira fuori se stessa, tira fuori le proprie esigenze e vuole un dialogo. Purtroppo negli ultimi anni questa cosa non è avvenuta, cioè c'era la convinzione da parte di chi governava, come dire, di avere in mano tutte le cose e di poter decidere così senza sentire la gente. Qui siamo nel cortile della scuola media di Torre, no? Qui Torre è, secondo me, è proprio il simbolo di questa modalità, cioè di una modalità che non ascolta, che non tiene in interesse, che dice io so, io faccio, io decido. Non funziona così a Pordenone. Certamente se sei chiamato a decidere devi dire la tua, devi esprimere anche una forte volontà, ma lo fai dopo aver ascoltato e continuando ad ascoltare anche mentre fai le cose. Questa è Pordenone. Mi hanno convinto perché sanno, insomma, che io ho questa modalità, l'ho sempre avuta e penso che si debba fare così, dialogando. Dialogando si può tornare a essere una città importante nel Friuli Venezia Giulia, tessere legami e rimettere Pordenone al centro degli interessi. Ecco, siamo a Torre, come ricordava bene lei, poco distante da qui c'è via Piave, che è una via importante che collega Pordenone a Cordenonse, che è interessata già da tempo da molti lavori, come altre zone della città. Per l'amministrazione queste sono delle opere che andavano fatte e metterle insieme tutte in piedi è un vanto. Per chi invece come voi magari dice troppe opere tutte insieme, insomma c'è stato creato un disagio in città, molti residenti anche si sono lamentati per questo. Io dico questa cosa, che va bene, si possono anche fare al limite tante cose insieme, però bisogna avere buone progettazioni. Cioè, quello che è indispensabile è avere dei progetti chiari, ben formulati, ben strutturati, fatti proprio bene, e su quelli appaltare, e su quelli poi andare a fare i lavori velocemente. Noi qui a Torre abbiamo purtroppo una esperienza che è giusto il contrario. Cioè, si è cominciato a lavorare, si sono cambiati i progetti continuamente, si sono creati disagi molto forti nella popolazione e ancora oggi alcuni nodi, come per esempio questo di via Zara che corre alle nostre spalle e attraversa via Piave per salire verso Torre Alta,
non sono risolti, non si capisce dove si possa lasciare le automobili una volta che si portano i bambini a scuola, non si capisce come si potrà sistemare tutta la questione del trasporto pubblico, perché la strada è oggettivamente molto stretta e dunque è molto difficile immaginare spazi per lasciare l'autobus nel momento in cui i bambini scendono e cose del genere. Le famiglie sono fortemente state, come dire, sottovalutate. I lavori sono stati fatti in maniera tale per cui molta gente si trovava nell'impossibilità per una sera di rientrare in casa, doveva fare giri incredibili. Cioè non si fa così, ci vuole maggiore rispetto per Torre, rispetto per la gente di Torre, ma rispetto per tutti quelli che abitano in città. Nel fare i lavori bisogna avere un largo seguito, una larga partecipazione, bisogna fare su buoni progetti, bisogna avvisare continuamente la gente e poi quando si dà il via ai lavori bisogna essere veloci, non come qui che i tempi sono incredibili. Per quanto riguarda le periferie, secondo lei sono state sufficientemente tenute in considerazione o anche lì è stato fatto molto in città e meno nei quartieri? È stato fatto nelle periferie, secondo me è stato fatto questo errore. Non si è curata una cosa fondamentale che è la manutenzione. Cioè noi abbiamo, come dire, periferie che si sentono abbandonate da due punti di vista. Primo, come dire, molte zone sono senza marciapiedi, in molte zone c'è una necessità di sfalci, di fossi da curare, di manutenzioni elettriche da fare rapidamente. Cioè, la gente ha avuto l'impressione, come dire, che ci si concentrasse su altre cose, mentre ciò che è la vivibilità dei quartieri è stato molto trascurato. Secondo punto che sui quartieri richiede una nuova attenzione è questo. Guardate, noi abbiamo sempre meno relazioni sociali nei quartieri, c'è sempre più isolamento. Una volta c'era una tessitura legata alle parrocchie, associazioni, sezioni di partiti, sindacati, cioè c'era un sentirsi quartiere. Oggi noi riscontriamo, girando per Pordenone, io lo sento ogni giorno, questa difficoltà di relazione, questa difficoltà a conoscere chi c'è, chi è rimasto, chi è arrivato di nuovo, al sentirsi cittadini di Borgomeduna piuttosto che di Villanova o di Torre. È una questione molto importante perché se poi si vuole, come quartieri, essere rappresentati rispetto al Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e lo stesso Sindaco, allora bisogna avere una identità di quartiere che nasce dalla relazione. Per fare questa cosa non è che basti aspettare che le cose si mettano a posto da sole, avremo bisogno di una forte, come dire, progettazione sociale, cioè di persone incaricate dal comune di riconnettere ciò che non è più connesso, dalle scuole a quel che resta e si sviluppa dell'associazionismo, dalle parrocchie ai tanti ragazzi che in questo momento non trovano momenti aggregativi che invece sono fondamentali in periferia. Allora, intanto grazie, nella seconda parte di Screenshot entreremo anche un po' nel dettaglio di quello che è il vostro programma, il programma della vostra coalizione. A tra poco, ci fermiamo per la pubblicità. Seconda parte di Screenshot, siamo in compagnia di Gianni Zanolin, candidato alla corsa di sindaco nelle prossime amministrative, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, poi le civiche e la civica, Bene Comune, articolo 1. Zanolin, entriamo un po' nel dettaglio di quello che sarà un po' il vostro programma, il vostro manifesto per queste elezioni e per cambiare Pordenone. Sì, dicevo, prima di tutto il sistema di salute pubblica. Si apre il nuovo ospedale, vogliamo seguire con attenzione questo processo, saremo vigili, molto presenti al fianco dei lavoratori dell'ospedale. Seconda cosa, a settembre si completano i lavori della Cittadella della Salute, è una cosa che ho voluto fortemente io. Che cosa sarà? Sarà un luogo in cui le persone che hanno bisogno trovano i servizi sanitari territoriali, dal centro di salute mentale ai servizi per le dipendenze, dai servizi per l'handicap alla neuropsichiatria infantile, al consultorio e via dicendo. In più lì ci saranno anche i servizi sociali del comune.
Questo è un passo in avanti enorme, perché oggi una persona è costretta a fare 1000 giri, no? Li avremo tutti assieme e sarà un modo anche per far dialogare, stare insieme questi servizi. Però per fare questa cosa bisogna che, a parte la sede fisica, ci sia anche una preparazione, una formazione diversa, nel senso che deve essere che una persona viene guidata dentro il percorso che si fa nella città della salute. Quindi questa è la seconda cosa importante che riguarda il comune di Pordenone. Vicino all'ospedale, vicino alla città della salute, c'è l'area della caserma mitica. Noi pensiamo che quello debba essere un grande spazio che rimane intonso per le generazioni future. Questa è una questione generale, ma è molto importante. Dobbiamo fare in modo che alcune aree importanti della città rimangano libere, perché non possiamo decidere noi tutto sulla Pordenone del futuro. Deve essere che le prossime generazioni abbiano l'occasione di poter progettare liberamente pezzi di città. Se noi occupiamo tutto è inutile dire che poi vogliamo giovani e vogliamo dare ruolo ai giovani, perché avremo coperto tutte le cose. Di fronte alla cittadella della salute c'è il vecchio ospedale. Noi vogliamo mantenere il padiglione A in piedi. Che cosa fare nel padiglione A? Noi diciamo che 2 piani possono essere destinati a fare delle residenze sanitarie assistite, cioè dei luoghi per la riabilitazione per le malattie post-acute. Come devono essere queste RSA? Devono avere alte tecnologie, cioè devono essere ad alta intensità sanitaria. Perché vogliamo questa cosa? Perché con il Covid abbiamo capito che all'occorrenza abbiamo bisogno di spazi attrezzati, anche con terapie semi-intensive, da dedicare a queste persone. E 2 piani del padiglione A che normalmente vengono abilitati a fare riabilitazione possono essere utilissimi da questo punto di vista. Altri 2 piani possono andare ed essere occupati per le attività amministrative dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Un piano può ospitare il corso universitario per infermieri. L'ultimo piano, che è bellissimo, dove adesso ci sono le sale operatorie, può essere liberato da tutto quello che c'è, diventare un grande open space, una grande palestra riabilitativa in funzione dell'ospedale, delle cure post-ospedaliere, ma riabilitativa, cioè frequentata da tutti i cittadini di Pordenone che ne abbiano bisogno. Parliamo adesso di ambiente, che è sicuramente uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle. Credo che su questo abbiate discusso e trovato anche una sintesi. Ecco. È sicuramente anche nei vostri interessi, ecco, però sicuramente per loro è un punto importante. Ecco. Certo. Qual è la visione? La visione è che noi dobbiamo avere aria pulita e acqua pulita. Guardate, su questa cosa dell'acqua pulita voglio mettere un accento particolare. Guardate che la grande risorsa del futuro di questo pianeta sarà l'acqua. Anche oggi, anche in questo momento, nel pianeta ci sono guerre per l'acqua dolce, per l'acqua potabile. Noi abbiamo la fortuna di avere tanta acqua in questa zona. Dobbiamo mantenerla pulita e capire che questa è la grande risorsa. La grande risorsa è questa. Ed è anche la grande bellezza di questa zona, perché il Noncello, che è la maggiore vena che attraversa il territorio dell'area centrale pordenonese, è la grande risorsa di acqua che abbiamo. Convoglia le risorgive, convoglia 1000 rogge e 1000 altre cose. L'abbiamo ripulita negli ultimi anni, bisogna continuare a tenerla pulita, quindi ci vuole grande attenzione per tutti gli impianti fognari e per tutti gli impianti di depurazione. Dobbiamo pensare anche a un progetto unitario dalla sorgente del Noncello fino alla confluenza col Meduna. Pensiamo a una pista ciclabile che possa intersecare il fiume in alcuni punti, non seguirlo completamente, perché ci sono aree che debbono essere lasciate assolutamente intonse, intangibili del fiume, ma una pista può seguirlo ed essere pedonale e ciclabile. Pensiamo che la pista si possa concludere nella zona di Valle Noncello con un ponte molto leggero, molto elegante, che possa consentire il passaggio verso Rondovere e Porcia. Quindi avere una specie di anello che attorno al fiume consente il collegamento ciclabile e pedonale fra i 3 centri maggiori della città. Ovviamente ambiente vuol dire grande lavoro di protezione degli alberi, che sono sostanzialmente dei fattori di salute fondamentali nella nostra zona e per tutti, perché liberano l'aria dall'anidride carbonica e ci consentono di avere temperature minori, soprattutto in momenti come questo.
Pensate alla bellezza in questo momento, in questo luogo. Pensiamo di proteggere gli alberi, pensiamo anche a un sistema di coinvolgimento della popolazione nella protezione degli alberi. Vogliamo ampliare la dotazione di verde della città. Pensiamo a trasformare 2 aree nelle zone sud e nord della città da agricole in boschi, cioè vogliamo ricreare boschi di pianura, fare in modo che ci sia una riserva di ossigeno per le generazioni future. Bisogna ovviamente non solo piantare gli alberi, bisogna curarli e seguirli, questo è molto importante. Inoltre noi dobbiamo cambiare il senso e il significato del traffico nella zona centrale della città, ma un po' in tutta la città. Adesso noi abbiamo un traffico che è molto rumoroso e guardate, l'inquinamento da rumore non è da meno rispetto all'inquinamento chimico, c'è un problema di scarichi delle automobili. E noi dobbiamo superare questi problemi con alcune misure. La prima è un potenziamento del trasporto pubblico locale, cioè del sistema dei bus. La seconda cosa è un potenziamento del sistema delle biciclette, quindi delle piste ciclabili che vanno completate, raccordate fra di loro, ci deve essere buona manutenzione, bisogna che ogni pista abbia il suo colore per indicare che una porta a Cordenons, l'altra a Porcia, l'altra verso Roveredo e l'ospedale, l'altra verso la zona sud e via dicendo. Cioè deve essere che vedendo un colore uno sa esattamente dove va su quella pista ciclabile. Bisogna quindi fare sostanzialmente un piano della ciclabilità della città e una, noi diciamo, metropolitana delle biciclette, in modo che seguendo una linea si possa arrivare in zone ben chiare, determinate della città. Vogliamo anche avere degli incentivi per chi va a lavorare in bicicletta. Vogliamo ampliare le zone a traffico limitato, non solo in centro, ma ne vogliamo istituire anche di piccole fuori dal centro città. Cioè devono esserci delle zone nelle quali si può andare a piedi tranquillamente, le persone possono tranquillamente usare quelle zone senza il pericolo di essere travolte o di essere, come dire, di subire qualsiasi cosa dentro quelle zone. Dobbiamo infine fare un grande lavoro educativo. Noi dobbiamo valorizzare molto tutta la biodiversità di questa zona. Noi abbiamo animali, piante, polle d'acqua, sistemi complessi, ecosistemi molto complessi, li vogliamo tutelare, li vogliamo far conoscere, dobbiamo fare in modo che, e questo è un elemento educativo, che tutte le persone di Pordenone, dell'area centrale urbana, sappiano esattamente qual è il patrimonio che hanno a disposizione. Allora, siamo quasi in conclusione, le chiedo qual è il ruolo che oggi Pordenone gioca all'interno della regione e qual è il ruolo che dovrebbe giocare a suo parere. Io credo che ci siano alcune cose in questo momento che ostacolano ad un ruolo pieno di Pordenone in regione. C'è una mentalità di chi governa Pordenone, si dice le cose non sono mai andate così bene, ed è un falso, nella relazione fra Pordenone e la regione perché il sindaco Ciriani è amico del presidente Fedriga. Non può essere così che si giocano le cose. Noi abbiamo bisogno, come dire, di relazioni politiche, non amicali, dentro la regione. Dobbiamo far pesare Pordenone per la sua capacità di proposta e di dare servizi a tutta la regione. Pesiamo poco in questo momento perché diamo pochi servizi a tutto il Friuli Venezia Giulia. Non è stato sempre così. Il nostro ospedale era in grado di dare servizi a buona parte della regione. C'erano specialità ospedaliere di Pordenone che attiravano persone da tutto il Friuli Venezia Giulia e anche dal Veneto. Avevamo un ruolo in questo. C'erano attività a Pordenone che erano di guida per la regione. Rimane l'industria manifatturiera, ci sono fattori positivi come il centro intermodale che in questo momento si sta molto sviluppando, rimane parte di ciò che è stata la Fiera di Pordenone. Io credo che noi dobbiamo, come dire, avere un progetto politico di collaborazione fra la città di Pordenone e gli altri capoluoghi di provincia, dell'ex provincia del Friuli Venezia Giulia, per contare come città nell'ambito della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Allora grazie a Gianni Zanolin, candidato a sindaco per Pordenone, in bocca al lupo, saranno mesi importanti, torneremo a parlarne da qui ad ottobre, insomma intanto buon lavoro, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, questa puntata di Screenshot termina qui, l'appuntamento è per domani sera.